Siamo qui con Paloma Bertoncello e Matilde Ghirardello. Paloma, esordio, sensazioni, impressioni, come l'hai vissuta, che partita hai visto? Intanto buonasera a tutti. Questa partita ero molto in ansia Sì, durante tutto il tempo in panchina. sì. Sono entrata agli ultimi 4 minuti. All'inizio ero un po' Tesa? tesa, ho Hai paura. rischiato di segnare in due Sì, occasioni? e avevo paura di fare troppi errori, ma alla fine È andato tutto sì. per il meglio. Ok. E Matilde, partita molto gradevole come al solito. Siete partiti magari un po' lenti ma all'inizio del primo tempo, poi con il trascorrere della partita comunque si è visto un gioco più veloce, più preciso. Ora siamo secondi. Che prospettive avete? Siete soddisfatte del cammino fatto finora? Che impressioni hai? Beh, intanto credo che non è stata una migliore prestazione che abbiamo fatto in questo Sì, è vero, campionato. onestamente. Non abbiamo fatto il nostro meglio, ci hanno messo in difficoltà anche perché sono state molto chiuse. Abbiamo fatto fatica a sbloccare la partita, anche quando abbiamo sbloccata non è andata molto bene, però l'importante è che abbiamo portato a casa il risultato, era quello che contava. E sì, siamo felici del secondo posto, ora dobbiamo andare contro la Pumas, dobbiamo per forza vincere per partecipare alla Coppa Che è domenica Italia. prossima. Sì, e speriamo di poi vincere. Poi a febbraio si va in Germania. Sì, sarà un nuovo obiettivo, dobbiamo continuare così. Penso che dobbiamo eliminare questa partita e tenere la prestazione che abbiamo fatto a Trissino. Penso che se andiamo avanti con la prestazione di Trissino, penso che porteremo a casa il risultato. Sono perfettamente d'accordo. Grazie, buona serata e no, non vi dico buon rientro perché siete qui. Grazie, Ciao. ciao.